Per quanto riguarda gli studi più recenti, quello che è stato valutato quanto il ciclo undecennale del Sole. Bisogna sapere che il Sole ha un ciclo di 11 anni ed è dovuto sostanzialmente a processi di magnetofluidodinamica al suo interno. Durante il ciclo di 11 anni sul Sole c'è una differente percentuale di formazione di macchie e questo, sostanzialmente utilizzando i modelli, utilizzando le osservazioni, si vede che ha un ruolo che è circa un decimo di quello della CO2, cioè abbiamo detto che è un ruolo trascurabile. Per quanto riguarda le analisi precedenti, noi sappiamo che si parla frequentemente del minimo di Maunder, cioè sostanzialmente di un periodo di bassa attività delle macchie solari. Allora, da un lato, come dicevi tu, i dati sono abbastanza difficili perché dobbiamo sapere che le misure di macchie solari effettivamente sono state fatte da, per esempio, dei bravi fraticelli che si dilettavano di guardare il Sole, però spesso gli veniva il glaucoma perché guardavano il Sole utilizzando dei vetrini o delle lenti che non erano sufficientemente oscurate. Comunque in ogni caso quello che si può andare a sintetizzare è che l'effetto del supposto minimo di Maunder effettivamente abbia provocato un raffreddamento di temperatura, però in modo estremamente locale, e che da un punto di vista globale sia un effetto comparabile a quello del ciclo undecennale, quindi sostanzialmente rientra tutto nella variabilità naturale.